Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero. I vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, su richiesta della soprintendenza regionale, hanno provveduto al recupero nell'alveo del fiume Isonzo, in prossimità di Savogna, di un elemento lapideo di origine romana riconducibile al ponte della Mainizza che sorgeva nei pressi in epoca imperiale. Si trattava del ponte che attraversava il fiume e che faceva parte della strada romana che collegava Aquileia a Lubiana, oltre anche verso il Danubio. La struttura, più volte distrutta e ricostruita, anche con il riutilizzo di blocchi decorati o iscritti, parte monumenti che sorgevano lungo l'arteria, era stata già identificata nel secolo scorso, eppure in passato il fiume aveva restituito a più riprese alcuni di questi materiali. Il prezioso reperto, riportante un'epigrafe frammentaria in lingua latina, è stato imbragato dai sommozzatori del nucleo di soccorso subacqueo e acquatico di Trieste e recuperato tramite un escavatore cingolato in dotazione al gruppo operativo speciale del comando di Udine. Una volta portato a riva, il reperto è stato trasferito dai vigili del fuoco, sempre sotto la supervisione del personale della soprintendenza, presso il Museo di Documentazione della Civiltà Contadina di Farra di Sonzo. Con l'ausilio di un autogru del comando dei vigili di Gorizia è stato scaricato. Il reperto verrà esaminato e studiato in vista di una futura fruizione da parte del pubblico. Alle operazioni di recupero hanno collaborato i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine e delle locali stazioni di Gradisca e Savogna e personale del comune di Farra, senza dimenticare la disponibilità del personale del Servizio Difesa Suolo regionale, dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico, il comune di Savogna e gli specialisti dell'Università di Udine.